Seconda lettera a un amico lontano. Caro amico lontano, ti scrivo da un paese per darti l'ultima notizia con la quarantese. A salute, vabbè. Non so se tu senti un frombo, ma qui sono cose dell'altro mondo. Sono in casa. Accanto alla finestra gli ho piazzato a tola. Senti fuori un pepplo suvore e passa la varrandona. In testa un R, quasi sciarpa che luce come un astro, l'entrata a cubate Fidel Castro. A fianco l'aggiunto, Giovan Savé imbafato, e accanto a Omer sarebbe piuttosto Fidel castrato. Omer marciava tanto sticchito fronte alla luce che Mariuccio ne posso tastà, dalla finestra allampato, e aveva il duce. Si è fatta consultata la moglie di Omer. Oh Brigitte Bardot, oh testa di via Croce, secondo ti ficco capo la mera. Tanto Mariuccia ha lampato, oh figlico, se tuo marito è il duce, sei tu che porti la camicia nera. Ci fu un comincio in rivoluzione e per rimettere la circolazione ci volse un persona o tenente Pottier e come la gendarmeria hanno assai immaginazione. Il tenente ha detto, ale, circolare. Anton Marco mi aveva messo innanzi alla sua lista dei candidati. Come eravamo tutti poco garbati, che tra tutti c'era poca istruzione, avevamo perso ben inteso la lezione. E poi ci vuole dire che il ministro De Breu, che poi se pensa, aveva inventato voto per corrispondenza. Una vera corridà. Roba di storia scematica, rancandà imbambulisce i professori di matematica. Ci deve essere stato pasteloghe, malattie speciali che attaccavano i corsi per sta lezione municipale. Ma più curioso di queste malattie è che rendia tramannati i partigiani di Emerie. Eravamo un paese 117, senza conto curato. Ogni della lezione non si è visto un fiato. Anche invece, infatti, di Meria mai avevano visto sta calmaria. Portanto, Anton Marco ne ha avuto 70 e Omer e lui 240. Ha già fatto rimarcare che sono fermato cotto. Oh, Gianmerri, siamo 70 e poi 48. Ma guardato, tu se tu sai contare vai nella scuola. Ma oh Gianmerri, ne abbiamo anche noi a lettori fuori. A so. Ne avete anche una bella clicca, ma di vostra la legge non ne parla mica. Omer ha fatto un Parlamento tremendo e ha finito il suo discorso dicendo che la finischi, con i fascisti e roba altra comunisti. De Gaulle pure a dire senza rivorsi, a Dio salvo la Francia e tutti i miei ricorsi. Figurati che Anna Maria si era fatta frisare. Lo so promesso, lui viene a buttare. Ha buttato il promesso, ma con quelle litterette. So che ha fatto lì Anna Maria. Non so più la lezione. Si tratta di risposte a un concorso di saunette. Si ti passa un torno in Corsica, la lettora non hanno più occasione, butteranno i fattori alla prossima lezione. E o peggio, e che il fattore era contro Omer, parli tu di una storia di Rello che l'ha portata alla vittoria. Era scemito, non è più un mestiere. Domani faccio una domanda poi una piazza di cantonere. Se li sei fattori che hanno fatto la lezione non hanno grande merda a fare distribuzione. E io dico più semplicemente per cosa fosco io in Meria di fare apposta un bastaria. Pare che il governo seriosamente pensaria di far buttare quelli di fuori per fotografia. Tanto Franchini da Rifesce se lo si trova a Marseille può buttare qua foto di Fernandelli. Panso Negroni in Bastia se lo si lascia pussare ucco qua foto di un re Farucco. Andrea Luciano se lo si trova a Napoli o a Torino qua foto di Rodolfo Valentino. E se Maddalena Marcaggi si trova anch'ella lontana pure la buttare qua foto d'un brigadiere della Guardia Repubblicana. Un pochi diciamo, oh Gianmerri, noi pensiamo per essere creduti, se voi mettete a pensare siamo fottuti. Ma piuttosto riflettete avanti le risce Marie,
sta legge è stata fatta per l'elettorato per le Merie e come la Meria rappresenta tutti gli elettori, buttare contro Merri sta facendo da traditori. Caro amico lontano, per parlare poco e per parlare diverso, se capisco che anche sa che abbiamo perso. Di ciò che la ti pare, ma sì, i cervelli volenti di deputati non ottengono quei soldi di certe leggi che a questi risultati. O finisciamo tutti in una imbecillità generale o a Francia piglia rinomata mondiale. E se dica a mio figliolo che 70 meno 48 dà 140 come risultato, si piglierà un bello fiasco certificato. E dalle ombre, e vivo Merri, a Merie 40, Mugiani 48, a noi altri 70. Samariana regia sono conti da Zebaru. Ha già rettificato, no Samaria, si tratterà il Zebaru. L'aggiunto Ivan Savè, non ci ha capito tanto, non ha ancora capito che è la 40. E poi già, che la sia vinaretta. Sta legge è anche più forte che il povero Manetta. Tu ministro che l'ha messa al pro ha battuto a pittisto che pur tanto aveva fatto uno. A giuretta al prete, voi che siete contro il combriccolo, che ne pensate di quello circolo? Beatus et birbontus est. Qui fassere potest, pecoras et capras votare. Urbi et orbi, post scriptum fattoris certificatum medicalis, sine spendere, non solum sestertium, sed siam centesimum, cucia ficcato maximum, de provondis recta rectum, dominus vobiscum. Mi sono buttato verso questo tutore, ha parlato da professore. A prima vista, a maggiorità, spunta da una sostrazione. Ma se avanti questa operazione avete fatto una decisione per anticipazione, in questa condizione, a maggiorità, cambia di squadrone e sta noi la posizione, perdite la lezione e vi fermate come un coglione. Se vi aggiustate le complicazioni delle vostre spiegazioni con cattiva ragione ci siamo per fine alla fine della stagione. Istruiti, assai, amico caro, hanno un uno di un ragionamento chiaro. E in Corsica nessuno si stunaria, ogni merda ha tenuto la someria. Portanto si fu una risfatta di vittoria municipale. Clementi Antolini, in Bologna, ha perso la someria in una lotta normale. So che prova, dopo astruoto strano, che quantunque in Corsica c'era un merre repubblicano.